Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera in base a quando ci state guardando. Siamo pronti per il GP6 degli amici del Kart Veneto. Come al solito, oltre a me Tommaso Maffei, al commento ci sarà il grandissimo Daniele Gianfagna. Buonasera, buongiorno, in base a quando ci state guardando. E quindi Daniele... Tommaso Maffei. Esattamente. Comunque siamo pronti nel circuito di Pomposa quest'oggi per 4 batterie interessanti: bronzo 2, bronzo, silver e gold. Vediamo come ci stupiranno i piloti. Adesso tra poco si andrà a vedere la prima delle griglie, mentre stiamo guardando comunque highlights per quanto riguarda la gara. Un circuito che abbiamo già visto la scorsa annata, uno dei circuiti che abbiamo visto anche con la pioggia, non so se si ricorda effettivamente, però la giornata di oggi sembra abbastanza soleggiata, quindi comunque non dovremmo avere problemi sotto la caratteristica meteo. Sì, lo ricordo, infatti poi venne il diluvio, vedemmo nella gara, nelle ultime gare. Intanto qui i piloti si preparano. Esattamente. E circuito di Pomposa che oltre a essere cartodromo è anche... Intanto vai con la classifica. Andiamo, poi spiegherai bene tutto con Chiodo che parte in prima posizione con Tommy 00 secondo, Brian terzo con quarto Eli, quinto Scorpion, sesto Scarse 08, a chiudere la top 8 Teocoli e Andre 98 Ste. Questa la top 8 con una griglia comunque abbastanza piena sotto l'aspetto di piloti, con Cere Porchi in nona, Poggi in decima, 11ª per Tosi e 12ª per Chobu, 13ª per Vadalmaz e 14ª per Eric, 15ª per Mela, 16ª per Lupastro, 17ª per Krichan, 18ª per Ettorfok, 19ª per Tonno 86, 20ª per Lazza, 21ª René, 22ª Antobong. E quindi ben 22 piloti per quanto riguarda questa batteria bronzo 2, 10 giri di gara, quindi una gara non lunghissima, ma il circuito comunque rispetto ai circuiti che abbiamo visto precedentemente è molto lungo, quindi ci può stare assolutamente. Sì, esatto, è molto lungo, quindi ha possibilità di ospitare tanti kart. E oddio che cordoli che ci sono qui, soprattutto quello interno è molto ostico per quanto riguarda soprattutto i kart, ma insomma un po' tutti i tipi di kart, infatti lo vediamo, è molto alto. Sì, in generale diciamo, mentre qua Teocoli tenta l'attacco e qui un incidente involontario per Teocoli che si è trovato un'altra vettura andare addosso. Fortunato il pilota davanti a Teocoli, che dovrebbe essere scarso 08, non quello di adesso, ma che comunque non si è girato completamente, quindi ha avuto molta fortuna. Esattamente. Vedremo comunque a fine giro la conferma del nome. Comunque andremo a vedere effettivamente alla fine del giro come si va ad evolvere la classifica, ma per ora una gara con un po' di colpi di scena già all'inizio della corsa, però comunque come stiamo vedendo è un circuito che sicuramente merita abbastanza. Come raccontavi, non è solo un cartodromo. Esatto, non è solo un cartodromo, ma è anche un autodromo e un crossodromo ovviamente per le moto. E la lunghezza del cartodromo comunque è 1200 metri ed è stato costruito nel 1960, anno anche di inaugurazione. Quindi una pista, si può dire, quasi storica da un certo punto di vista, nonostante sia comunque piccolina, ma storica. Oltretutto è anche ha un bel layout. Attenzione nel mentre, che comunque questa pista è abbastanza ostica sotto l'aspetto dei cordoli. Sia i cordoli interni che i cordoli esterni non aiutano, perché comunque i cordoli esterni presentano quelle griglie molto fastidiose. Una perdita di controllo qua di un pilota che si porta in mezzo alla traiettoria, spinge fuori in questo momento Chobu, che in questo momento siamo sul soundboard. E infatti Chobu si lamenta un pochettino con il pilota davanti a lui, però prosegue la lotta per la leadership della gara con i primi due che sono scappati, che sono Brian e Chiodo. Però là dietro, dopo la terza e quarta posizione, abbiamo un gruppone di piloti veramente incredibile. Quindi terzi e quarti che sono all'inseguimento dei primi due.
poi dalla quinta indietro praticamente un grande gruppone di piloti che ci potrà sicuramente far divertire. Piloti che comunque sono rimasti coinvolti negli incidenti attualmente non ne sembrano comunque tantissimi che hanno perso troppo tempo alla fine nel complesso, con la Esatto. posizione che viene scambiata in terza posizione. Poi adesso ci sarà un grande cambio di posizioni lì in mezzo nel gruppo, come abbiamo visto c'è grande lotta in generale. Sì, grande lotta in generale, oltretutto, piccola precisazione, questa pista, se andate sul sito, potete vedere la planimetria della pista, delle varie configurazioni e anche poi del locale box, paddock, eccetera. Quindi se siete interessati ad andarci, visitate il loro sito, che ci sono tutte le informazioni, del sito è fatto anche molto bene. Esattamente, comunque una pista sicuramente molto interessante, l'avevamo già vista l'anno scorso, anche in condizioni da bagnato. In condizioni da bagnato è stata molto difficile per la maggior parte dei piloti, ma c'è da dire che comunque anche in condizioni da asciutto è molto godibile. Diciamo che è una pista che comunque presenta curve veloci e poi anche successivamente tornanti che rendono comunque il tutto molto interessante e cambiano anche un po' il flow della pista, come direbbero i commentatori inglesi. Però diciamo che nel complesso attualmente la lotta tra Brian e Codio è interessantissima là davanti per la leadership. Sono in due, con Scorpion che è riuscito a scappare da Eli, però dietro da Teocoli in avanti c'è un gruppone di piloti che si sta battagliando in tutti i modi possibili e immaginabili, con Badalmaz, Gerepork e Tommy00 e anche Mela che si scambiano di posizione. Mamma mia, che inizio interessante. 3 giri di gara in questo fantastico cartodromo, con adesso Teocoli che si tiene comunque attento ai suoi dintorni. Comunque. Sì, Si è avvicinato al pilota davanti, che è Poggi, quindi potrebbe raggiungerlo e potrebbe forse riuscire in un sorpasso nelle ultime fasi di gara. Assolutamente, potrebbe tentare un sorpasso, vediamo se ne avrà l'opportunità. Da dire che comunque fino ad adesso, per quanto riguarda i sorpassi, a parte qualche piccola disattenzione da parte dei piloti, qualche piccolo errorino, che comunque ricordiamolo è un campionato prettamente amatoriale, quindi non ci sono professionisti o altro, bisogna comunque pensare prettamente a divertirsi. L'errore fa parte comunque dell'essere umano, quindi diciamo che alla fine rende anche il tutto più divertente, se ci pensi in un certo senso. Con Chiodo che passa per la leadership della corsa, non abbiamo visto il sorpasso, ma comunque la prima posizione attualmente la detiene Chiodo, che quindi va davanti a Brian in questo momento. Sì, esatto. Comunque quello che stavi dicendo è bello l'errore umano, perché nelle gare soprattutto, perché immaginate di far correre delle auto robot. Sì, l'auto deve essere progettata e tutto, però a livello di spettacolo poi sarebbe monotono se una macchina fa sempre Beh, lo stesso allora, tempo ogni giro. devo dirti una cosa sotto questo aspetto, perché l'ho vista l'altro giorno, cioè in realtà oggi me l'ha mandato un mio amico che praticamente lavora all'Università di Ferrara, non lavora studente, però comunque lavora nel team della Formula Student, non quella driverless per intenderci, però la Formula Student fa parte assieme alla Formula Driverless, che è la formula che stanno facendo praticamente per la guida autonoma, prettamente lo studio sulla guida autonoma. E c'è da dire che sotto quell'aspetto, l'ultimo evento che c'è stato di driverless, c'è stata una problematica con l'auto che ha perso praticamente il controllo, perché non è più riuscita a riconoscere la pista. Quindi comunque, per dire, attualmente diciamo che comunque va anche a momenti, perché può andare benissimo un robot sicuramente e 1000 volte più preciso di un umano, ma capita magari un piccolo errore di sistema e praticamente succede tutto. Più difficile per un umano che capiti un errore di sistema incredibile. Diciamo che possono succedere degli errorini, delle imprecisioni che sono comunque umane, rendono sicuramente il tutto più divertente. Poi ci sono comunque i professionisti che riescono a minimizzare sempre di più l'errore, ma fa parte comunque proprio del cercare quel limite che La perfezione, sì, si cerca sempre la perfezione. quel limite che varia anche a momenti, perché soprattutto nelle gare endurance i piloti forti secondo me non si vedono tanto nelle gare di Formula. Poi ovviamente i piloti di Formula 1 sono forti, però i piloti secondo me migliori attualmente sono quelli che corrono le endurance di qualsiasi categoria.
Sì, è vero, sono d'accordo. Comunque i piloti di Formula 1 diciamo che sono una categoria a parte perché devono avere dei riflessi disumani, ma veramente disumani, per guidare quei mostri, nonostante molti dicono ma l'aerodinamica, no, se non la sai guidare non la guidi, non la guidi proprio. E, mentre nell'endurance si vede la capacità di concentrarsi, la capacità di eh, gestire ancora di più forse le gomme rispetto a una Formula 1, ma lì è un Sì, po' sì. Poi c'è da è un po' dire, interpretazione. mentre Quattrocolli sta facendo una grandissima lotta con Scars 08, c'è anche da dire che comunque le gomme da qui un po' esagerato forse il blocco lì di traiettoria da parte di Scars 08. Io fossi stato un direttore di gara, soprattutto non qua perché qua era già in traiettoria, però prima proprio chiuso completamente quando si sta avvicinando. Però diciamo che questa guida aggressiva fa parte anche dello spettacolo, con Chiodo che è ancora sotto inseguimento da Brian. Bellissima la lotta comunque tra i primi due là davanti. Adesso c'è anche dalla quinta alla settima che sono molto vicini, e anche ottava e nono, quindi sicuramente una batteria molto interessante. Poi, come comunque dicevamo, per quanto riguarda il discorso gomme, diciamo che le gomme da endurance sono sviluppate in un certo modo, le gomme da Formula 1 diciamo che attualmente, io per come le vedo le gomme da Formula 1, hanno deciso di farle giusto per praticamente farle finire nel giro di 20 giri, anche le hard tra un po'. Comunque va anche da circuito in circuito sotto l'aspetto delle gomme, e diciamo che un po' il brutto secondo me di questa Formula 1, che comunque sia la parte che può essere bella sia la parte che può essere brutta, che ci sia così poco test rispetto al passato. Cioè adesso il test invernale è uno, e poi non puoi girare con una formula se non di 2 anni fa, mentre prima si facevano praticamente tutti i test possibili e immaginabili, si poteva girare veramente tantissimo. Pensiamo anche a Schumacher che andava a Fiorano per allenarsi, per sviluppare la vettura, quindi comunque era... Però poi ovviamente degli aspetti negativi di questa cosa, intanto continuano a cambiare posizione ogni giro che passa, una cosa impressionante questi piloti di questa batteria. Comunque è una riduzione anche dei costi poi di gestione di un team di Formula 1, perché erano arrivati a livelli esorbitanti. Prendiamo per esempio l'86, se non ricordo male, cambiavano un motore dalla qualifica alla gara e ogni qualifica era un motore nuovo, quindi un dispendio a livello economico molto elevato, anche se comunque non c'erano le tecnologie di adesso, ma comunque tanto elevato, perché fabbricare un motore al giorno ce ne vuole. Beh, c'è da dire che comunque quei motori erano fatti per essere strapazzati in qualifica, perché comunque erano motori turbo, motori comunque esasperati sotto ogni aspetto, mentre qua si sta avvicinando Chobu per tentare l'attacco ad Andre 98 Step. Per ora comunque gara interessante, Toccoli è anche riuscito a passare Tommy 00. Ma comunque che bella gara fino adesso che c'è, con Brian e Chiodo che comunque si sono scambiati posizioni 2 o 3 volte per la leadership. Quindi comunque sotto l'aspetto della gara i piloti devo dire che non ci stanno facendo annoiare assolutamente. No, mancano solo 2 giri, anzi uno tra pochissimo, e sembra di stare al primo giro, quasi. Sì, quasi, perché comunque si sono divisi in gruppi, però comunque sono molto vicini. Inizia adesso l'ultimo giro per Brian, che ha la leadership della corsa. Vedremo se riuscirà alla fine a portarsela a casa, mentre rimaniamo comunque con l'onboard di Chobo che è all'inseguimento di Andre 98 Ste, e vediamo se riuscirà a portare a termine l'attacco. Questa parte finale è abbastanza complicata all'inizio, perché all'inizio sembra essere tutta dritta, ma c'è questa piccola rientranza che comunque fa un attimo sicuramente destabilizzare il kart. Devo trovare le parole. Comunque destabilizzare il kart, parole. E diciamo che sicuramente non è semplice all'inizio da capire, poi comunque con l'abitudine girando si impara comunque questo circuito, che sotto l'aspetto di larghezza c'è spazio per tentare l'attacco. Questo comunque è secondo me un pregio di questo cartodromo. Sì, è vero, comunque c'è molto spazio, la pista è molto larga e oltretutto è, come hai detto tu prima, è un misto di zone lente, zone veloci, curve
un po' più complicate, raccordate, e c'è tutto su questo circuito, l'abbiamo detto anche l'anno scorso. E alla fine Brian a vincere la gara quando sono le 18:02 sull'orologio. Ma bella gara con tanto pubblico, c'è da dirlo che c'è veramente tanto pubblico sulle tribune di questo cartodromo di Pomposa. Adesso arrivano i piloti con il trio del podio con Brian, Chiodo e Scorpion, che quindi sono i primi tre ad essere arrivati. Top 10 chiusa da Vadalmaz con davanti Jere Pork, Poggi, Tommy 00 Toccoli, Scarse 08 ed Eli, che ha preso la medaglia di legno. E poi dietro adesso arrivano gli ultimi piloti che devono tagliare il poi di traguardo. bronzo, effettivamente. Sì, alla fine per Eli è di legno, poi per Scorpion di bronzo. Esatto. E via, chiude adesso Christian in 22esima posizione e finisce quindi questa batteria bronzo 2. Adesso andiamo a vedere un attimo il podio e poi vediamo la classifica con anche il giro veloce e i punteggi. Diciamo comunque una batteria bronzo 2 che sotto l'aspetto della lotta non ha fatto sicuramente annoiare, e il pubblico sicuramente sarà stato molto contento quest'oggi, mentre rivediamo comunque il podio confermato con vincitore Brian, secondo Chiodo e terzo a chiudere Scorpion. Per quanto riguarda il giro veloce, Brian chiude con 1.12.453 seguito a poco da Chiodo in 1.12.582, e quindi comunque le prime due posizioni molto vicine sotto l'aspetto del punteggio. Per quanto riguarda gli altri piloti, nessuno è riuscito ad andare sotto il 12 se non questi due piloti. Poi Scorpion è terzo e diciamo che da Scorpion fino a Mela, anzi a Vadalmaz, sono riusciti a mantenere un tempo di 1.13 a livello di tempistica di velocità, quindi la top 10 comunque, nonostante siano alcuni sopra un secondo rispetto ai tempi di Brian e Chiodo. Ma io direi a questo punto, Daniele, di chiudere qua per quanto riguarda la bronzo 2. Ci rivediamo tra pochissimo per quanto riguarda, vediamo se la sa, la batteria Bronzo 1. esatto, e quindi possiamo un attimo prenderci la pausa e ricominciare tra pochissimo per questo grande spettacolo. A tra poco. Quindi siamo pronti con la batteria bronzo 1 con Zach e Delay One in prima e seconda posizione, seguiti da Andrem e Vego per la terza e quarta, quinta per Turbos con sesto Teo Boa, settimo Bullet e ottavo Mick 23. Nona per Falco 89 con decimo Gonea. Undicesima posizione per Jerry 95, seguito da Renaz in 12esima posizione, 13esima per King Rollo e 14esima per Trivea. A chiudere la top 16 Gasoline e Ake, 15esimo e 16esimo. Poi abbiamo Santa in 17esima con 18esimo Cobra e 19esimo Ulisse, quindi 3 piloti in meno per questa batteria bronzo 1 che si prevede comunque molto interessante sotto l'aspetto del divertimento. Vediamo cosa faranno i piloti in, penso, sempre 10 giri. Lo scopriamo comunque tra pochissimo. Vediamo, sono pronti a partire? O forse no? No, si sta aspettando un attimo. Vediamo comunque i piloti che si stanno mettendo a posto. Okay, adesso 10 sono giri. pronti. Sì, 10 giri sì. si Così, parte. di colpo. Di colpo, senza nessun avviso, con forza Eli One che è riuscito ad andare a prendere la prima posizione in partenza, comunque con i piloti che iniziano adesso a proseguire per il primo tornante, e vediamo adesso comunque come procede. Sembra molto lineare la situazione dalla distanza, diciamo che comunque con la telecamera così lontana non è semplicissimo all'inizio da capire. Adesso comunque ci cambiano giustamente dalla regia la ripresa e vediamo comunque abbastanza lineare i piloti, con qualche contattino, ma contatti che sono comunque accettabili con questa tipologia di kart, mentre si arriva nella seconda zona dei tornanti, in cui attualmente si rischia di andare leggermente fuori per un momento da alcuni piloti là dietro, ma qua davanti tentano già la fuga. Eh sì, Zack e Delay One sono già belli che lontani, anzi anche Andrem. Penso sia abbastanza Andrem, lontano. Andrem direttamente. Io lo chiamo Andrem, mi piace così. Andrem dove? Andrem, e dov'è Andrem? Non lo so. Dipende, siccome io sono del sud lo posso chiamare così. Esatto, mi sembra giusto.
Ne ho l'autorizzazione da parte dello Stato, Sì, sì, perché sì, ho sì. stato bravo. Ah, Che battuta. mamma Vabbè, mia. continuiamo. Esatto, continuiamo comunque con tanti cambi di posizione con Zac alla fine che è riuscito a rimanere in prima posizione, ma là davanti sono ancora molto vicini i piloti per quanto riguarda le posizioni. C'è stato Mick23 Gonea che hanno passato Bullet, Teoboa che è stato passato anche lui da Falco 89, poi Reynaz e Trivia su Jerry, Aki su King Rollo, Santa e Ulisse su Gasoline e Cobra. Con anche qua dietro adesso il gruppetto che si è leggermente distanziato, lunghino qua uno dei piloti dovrebbe essere per la precisione Ulisse, che comunque riesce a mantenere la posizione e quindi può rimanere là davanti, ma che bella battaglia là nelle retrovie. Qua davanti invece abbiamo Zac, Laiwan e Andrem che tentano la fuga, seguiti anche da Vego, Turbo, Mick 23, e poi il gruppone di piloti che si sta dando battaglia praticamente a metà classifica e potrebbe variare da un momento all'altro, e ogni giro potremmo avere comunque capovolgimenti di fronte sotto ogni aspetto. Aspettiamoci comunque delle evoluzioni della classifica, che vediamo piloti saltare su e giù, e comunque fino ad adesso sicuramente una bella battaglia con Turbos che va a passare Veggo, quindi sale in quarta posizione, attualmente il leader del gruppo dalla quarta alla sesta posizione, e lì dietro anche Jerry 95 che passa Trivea e Gasoline su Santa e Cobra su Ulisse. Sono tutti in lotta. I primi tre sono andati via, anche i secondi tre quasi. Sono abbastanza lontanini. C'è solo da aspettare. Adesso comunque siamo al secondo giro e prima fase molto concitata è passata ormai, si può dire. Esattamente, la fase sicuramente più concitata, più anche pericolosa, tra parentesi, per i piloti comunque è andata bene, e adesso c'è solo comunque Andrem, scusate, che sta provando a recuperare nei confronti di Zac e delle One. Per quanto riguarda invece gli altri gruppi, come abbiamo detto, ne abbiamo veramente tanti piloti vicini che si stanno studiando, con Mick23 che sta spingendo molto forte per quanto riguarda la quinta e quarta posizione. Sì, stanno spingendo comunque quarta, quinta e anche sesta posizione poi alla fine. Sì, esattamente. Mick23 che è sesto, però vuole provare a prendere la quinta e la quarta posizione. Vediamo se ci riuscirà alla fine, ma è ancora lunga la gara. Prenderà la sesta posizione dei tre che sono in lotta. Scopritelo nel prossimo episodio. Non è Dopo vero, la pubblicità. la pubblicità, è finita, Daniele, perché Pubblicità, anzi. siamo molto veloci a livello pubblicitario. Noi siamo meglio di Sky o di TV8, che noi non mettiamo nemmeno la grafichina, il riquadrino, neanche esatto. la pubblicità mettiamo. No, noi zero pubblicità, noi siamo low budget. Comunque facciamo la musichetta della pubblicità noi. Pubblicità come faceva Buzz a Colorado. Colorado. Mamma mia, che roba incredibile. Bei tempi. Alcuni potrebbero dire brutti tempi, perché ad alcuni non piaceva Colorado, però sono gusti, ragazzi, sono gusti. Però prosegue questa gara. No. Mentre prosegue la lotta qua davanti allora, puoi dirla, ma non questa gara, dalla prossima. Perché no, ne hai ormai detta... ha perso Ah, ok, perché ne avevi già detta una questa gara, quindi non era permesso. Comunque, prosegue la gara là davanti, con i piloti sempre molto vicini, ma anche dietro sono tutti molto attaccati. Fase di studio particolare in questo momento. Diciamo che i tanti tornanti possono favorire sicuramente il sorpasso, come è successo per la 16ª posizione con Cobra che ha passato Santa, e questi tornanti possono dare una mano, e anche la larghezza della pista può dare una mano sotto l'aspetto sorpassi. Diciamo che i noleggioni comunque non sono i migliori per quanto riguarda il sorpasso in accelerazione. Bisogna fare una bella frenata, affiancarsi e poi cercare comunque di prendere il grip il prima possibile, evitando possibilmente anche delle perdite del retrotreno, perché comunque avere un sovrasterzo fa perdere tantissima velocità, soprattutto con questi veicoli che hanno veramente potenze bassissime in confronto ad altri kart. Per esempio comunque già i due tempi, anche un 82 tempi ha una potenza completamente diversa rispetto a dei noleggi 4 tempi, per intenderci. Soprattutto una coppia completamente diversa che va attirato tanto
un kart del genere. Assolutamente, assolutamente. C'è da dire che per quanto riguarda queste carte, diciamo che la potenza di norma comunque di questi 270 si aggira veramente alla manciata di cavalli, niente di esasperato e niente di comunque incredibile. Eccezionale. Mentre A che passa Jerry, Gasoline, Cobra Santa là dietro comunque stanno facendo una lotta incredibile, si stanno scambiando continuamente di posizione, tutto è imprevedibile per quanto riguarda la coda della corsa, mentre qua c'è il tentativo di sorpasso che avviene all'interno. Andremo poi a capire un attimo per quanto riguarda le posizioni dove ci troviamo, dovrebbe essere comunque verso la metà classifica, zona di Bullet, Falco, Teobo e Reynaz a livello di posizione, vedremo poi se effettivamente è così, con adesso la telecamera che va a vedere comunque la lotta per le prime posizioni con Zack ed L1 ancora all'inseguimento, Andrem che è più veloce dei piloti dietro ma non abbastanza veloce per stare comunque dietro alla coppia di testa, e quindi in questo momento è più una fase di studio, una fase nel cercare di trovare quella velocità che in questo momento gli manca. Eh sì, deve trovarla quella velocità se vuole passare Zack soprattutto. Esattamente, esattamente, e quindi vedremo comunque come andrà ad evolversi, mentre là dietro Reynaz e Teobo alla fine ha passato, e come abbiamo visto il sorpasso precedentemente proprio a questa curva, Reynaz che ha passato Teobo, era proprio la zona di classifica di cui parlavamo, mentre adesso passano quarto, quinto, sesto Turbos, Veggo e Mic 23, che sono anche loro molto vicini per quanto riguarda il gruppo appena dietro. Alla testa il contatto, si scusa il pilota e lo lascia ripassare, molto molto corretto qua. Cioè da dire, dovrebbe essere sempre il gruppo di Falco 89 e Reynaz Teoboa. Devo dire che questo è stato un gesto correttissimo, c'è stato il contatto molto molto forte e si è scusato immediatamente, ha anche alzato il piede per farlo passare, quindi veramente un gesto corretto. E anche l'altro pilota che non era coinvolto nel contatto ha alzato un attimo il piede per lasciar passare, quindi veramente è stata una bella mossa di fair play questa qua, devo essere sincero. Eh sì, davvero una mossa di fair play da notare, perché comunque non è da tutti. Diciamolo che non è da tutti. No, no, Si cerca assolutamente no. si cerca di farlo sempre, però comunque in queste fasi in cui magari si è un po' più nervosi perché si sta cercando di attaccare, ma l'avversario resiste molto, è molto bravo, e è molto difficile anche mantenere la calma. Assolutamente, non è semplice mantenere la calma, ma poi soprattutto comunque molti, se c'è un contatto o altro, molte volte nemmeno aspettano, anche se il pilota è stato comunque, come si può dire, penalizzato dal contatto. E questo comunque è una cosa non solita, di norma non capita. Poi molti diranno, è ovvio che non si fermano perché verranno penalizzati, però se riesci ad evitare la penalità è anche meglio, ti penalizzi da solo e via, può capitare. Per quanto Esatto. riguarda queste gare amatoriali, perché per quanto riguarda le gare comunque agonistiche ci sta assolutamente quello di non fermarsi ad aspettare. C'è una direzione gara che comunque ci pensa lei, e di norma comunque sono contatti che di norma portano al ritiro anche dell'altro pilota. Qui invece è un po' più complicato che si porti al ritiro dell'altro pilota, se non proprio per manovre esagerate, ma manovre esagerate di norma qua non le vediamo mai. Esatto, che nei kart è solo questione di pilota, insomma, e direzione gara, mentre poi per far perdere le gare nelle altre categorie c'è il box. Esatto, esatto, ma lasciamo stare per quanto riguarda il bots. Noi siamo comunque abituati male per quanto riguarda la nostra squadra nazionale, che per fortuna comunque è l'Alfa Tauri, perché tutti pensano no, è la Ferrari in Italia. No, noi abbiamo l'Alfa Tauri come riferimento ormai. È meglio tifare Alfa Tauri. Volete tifare una squadra italiana? Tifate il Oppure team, tifate il team io ti farei influenza. Uwe Steiner. O così direttamente. No, comunque tifate Sì, il team. vicinissimo comunque l'E1. Sì, è la One che quindi inizierà l'ultimo giro all'attacco di Zack. Vediamo se riuscirà a portarla a termine e teniamo d'occhio la lotta. Magari riesce a passarlo così. Zack, e passa. Mamma no. mia. E la passa lunghissimo, lunghissimo Zack. Non ho capito se c'è stato il contatto o semplicemente una frenata sbagliata, ma veramente lungo, e qui Zack è passato. Che precisione.
Mamma mia, comunque è incredibile, incredibile. Con Che quindi adesso precisione. Eli One in testa alla corsa, Zack che sta un po' esagerando per quanto riguarda i cordoli, Reynaz adesso passa Teoboa, Jerry 95 passa Ake, occhio perché la lotta per la leadership non è ancora finita, ma Zack in questo momento sembra in netta difficoltà, distantissimo in questo momento nei confronti di Eli One che sta facendo le migliori traiettorie possibili. Vediamo se poi ci sarà comunque un'investigazione da parte della direzione gara, perché comunque ricordiamo è presente la direzione gara all'interno di questi eventi degli amici del kart Veneto. Vedremo se ci sarà poi una possibile penalità, lo scopriremo tra pochissimo appena si andrà nella classifica. Ma nel mentre Eli One per quanto riguarda la pista va a prendersi la vittoria di questa gara, seguito da Zack, e poi in terza posizione Andrem che ha provato in tutti i modi a rimanere dietro ma non ce l'ha fatta e non è nemmeno riuscito a raggiungere i piloti là davanti, mentre poi adesso arriveranno dalla quarta in avanti i piloti a seguire, Turbos, Veggo e Mic 23 e poi Gonea per quanto riguarda la settima posizione. Vediamo come si conclude la top 10 con Bullet, Falco 89, vediamo il decimo chi è, Reynaz che chiude quindi la top 10. Gara interessante anche questa, con una bella lotta per la leadership che ha sicuramente fatto divertire. Adesso aspettiamo un attimo che comunque finisca la gara, poi scopriamo se c'è stata la penalità dell'I1 per il contatto o effettivamente non c'è stato. Da così distante diciamo che non è stato facile capirlo. No, era molto distante, comunque bella lotta che hanno fatto durante il corso di tutta la gara poi alla fine. Assolutamente, una lotta molto interessante. Vediamo comunque adesso un attimo di attesa per scoprire quello che è successo e adesso vediamo di capire effettivamente come va a chiudersi per quanto riguarda il podio. Ecco qua comunque la grafichina degli amici del kart Veneto che ci accompagna praticamente per tutta la stagione, confermata la vittoria di Eli One, quindi che rimane davanti a Zack con terzo Andrem. Giro veloce per Zack che comunque ha fatto un giro in 1:11.499. Gli unici piloti comunque sotto l'1:12 sono proprio Eli One, Zack e Andrem, che comunque non stava girando lento. Andrem semplicemente stava girando poco più lento e questo pian pianino l'ha fatto perdere il contatto nei confronti dei piloti là davanti, mentre là dietro diciamo che i piloti comunque si sono dati battaglia per quanto riguarda le tempistiche, ma comunque molto vicini anche nelle retrovie per quanto riguarda i tempi, con i tempi per quanto riguarda fino alla top 15 che rimangono fino all'1:14 e mezzo per intenderci. Adesso scopriamo per quanto riguarda i piloti dietro la 15ª posizione come stavano andando a livello di tempistiche, ma presumo comunque sull'1:14 e mezzo anche loro. Lo scopriamo in questo preciso istante. Sì, anche dei 15 bassi da parte di Cobra Santa. A questo punto, Daniele, io direi di chiudere qua per quanto riguarda la bronzo 1. Ora tocca la Silver 1. Esatto, la Silver. E quindi un attimo di pausa e si torna tra pochissimo. Quindi siamo pronti per la categoria Silver con Rotto che parte in prima posizione, seguito da Erika, terzo TD78 con quarta Giulia, quinto Pablo 95 con sesto Cente. Poi abbiamo in settima posizione Panawan e in ottava Aich che va a chiudere la top 8. Nona per Rocky Donuts con decima per Steve, undicesima per Scatto con dodicesima Jack, tredicesima Toffa con 14esimo Gilbert, quindicesima Muia e sedicesimo Bulldog, 17esimo Emil Thomas con 18esimo Potts, 19esimo Zan con 20esimo Miro e chiude proprio la classifica Miro in 20ª posizione, quindi un pilota in più rispetto alla bronzo 1, ma non abbiamo il tempo di parlare perché la gara parte con questa batteria bronzo che quindi inizia così con
scusate, batteria silver, che inizia così con adesso l'onboard di un pilota lì dietro, contatti che possono capitare comunque in una pista con così tanti tornanti all'inizio. Occhio all'attacco, molto pulito qua Un po' all'interno del molleggiante traguardo. questo kart, l'anteriore di questo kart, più Sì, che altro sì. la scocca. Che questo è un attacco esageratissimo. Ha È la portato... breakfast proprio. Mamma mia, questo davvero era Wreckfest puro per chi conosce comunque il gioco. Mentre là davanti, per quanto riguarda la lotta, molto bella. E lì dietro invece c'è il gruppone che sta cercando comunque di sfilarsi a vicenda. E vediamo comunque come va ad evolversi la situazione, perché fino ad adesso abbiamo visto tanti sorpassi. E quindi bisogna un attimo effettivamente capire come andrà ad evolversi la situazione. Però per ora una bella lotta da parte di tutti i piloti in generale, che si stanno facendo valere in questa gara, anche questa da 10 giri. Poi ci sarà la gara Gold, che vedremo cosa riusciranno a fare i piloti se ci supera, con Erika che passa in testa alla corsa, seguito da Rotto, e poi TD70, Giulia e Pablo che rimangono invariati, mentre là dietro guarda quanti cambi di posizione. Eh sì, tanti cambi di posizione. Che lotta comunque, intanto tornano i piloti forse della batteria precedente o di quella successiva che comunque rientrano. Polverone lì. Penso semplicemente a un pilota che è finito leggermente fuori dalla pista, anche perché comunque vedo procedere relativamente tutto tranquillo, quindi diciamo che sotto quell'aspetto sembra tranquillo. Toffa adesso, bella lotta per quanto riguarda la 10ª posizione, con Bulldog che è davanti a lui con la sua tuta blu, rossa e bianca. Vediamo se tenterà l'attacco Toffa qua al tornante, si mette all'interno, tenta la staccata, ma un'ottima difesa da parte di Bulldog, leggermente largo all'interno però a questo tornante, si allarga per procedere alla migliore traiettoria possibile e riesce a difendersi e a rimanere davanti in questo momento. Quindi bella lotta in generale, quindi non c'è niente da dire sotto questo aspetto. Ci stanno facendo divertire tantissimo. Molto bella. Intanto i piloti ovviamente cercano di guadagnare il più possibile, anche mettendosi leggermente in carena, come si suol dire nelle moto. E in realtà funziona, perché comunque guadagni molto a livello di scia. E sei fortunato qui se sei molto basso. Fai meno fatica. Esattamente, ma in generale anche nell'automobilismo comunque, se guardiamo l'altezza media dei piloti, punta più sul basso che sull'alto. Ci sono comunque delle particolarità tipo Ocon, che comunque è molto alto, anche Russell che è molto alto. Comunque ce ne sono di piloti. Mi ricordo Ocon all'inizio che era uno dei più alti, quando ci fu l'introduzione dell'halo, che sembrava comunque altissimo e sembrava vedesse praticamente come se fosse con gli occhi sulla barra dell'halo precisa, invece in realtà ci vedeva benissimo. Però comunque a livello di sensazione visiva sembrava quello all'inizio, devo essere sincero. Eh sì, comunque aveva quella natura. Essere alti nel motorsport non è sempre il top del top. Soprattutto nel karting, per quanto riguarda Esatto. le altre categorie, la macchina è talmente grande che non cambia praticamente nulla. Potrebbero esserci dei regolamenti sul peso, quello assolutamente. Sì, quello sì. Però per quanto riguarda Più che altro in sottopeso, non in sovrappeso. Poi alla fine, Esattamente. a meno che non sei in un team molto competitivo, che va a guardare anche o il chilo o i chili in meno, poi dipende quanti sono, di un pilota rispetto a un altro, però bisogna anche portarla al limite poi la macchina. Esattamente. Fa parte comunque tanto dell'abilità del pilota. Poi c'è da dire che comunque sono... Allora, molti dei non esperti, dei leoni da tastiera, dicono che il motorsport non è uno sport. Ragazzi, ormai il motorsport è uno sport a tutto tondo, perché comunque per Adesso guidare... iniziano con gli sports, non ti preoccupare. Allora, per guidare con determinate vetture in pista devi essere comunque allenato da un certo E anche aspetto. tanto, perché non solo Assolutamente. devi allenarti per avere un buon fisico, poi devi fare anche gli allenamenti specifici per il collo, per le braccia, cioè, se praticamente sei un bodybuilder che non è grosso di muscoli, e sostanzialmente è quello. Fai allenamenti molto specifici che ti permettono di non ingrossarti comunque.
Esattamente, ti do ragione, anche pensiamo anche per quanto riguarda, adesso passiamo alle due ruote, però comunque il discorso è molto simile, per quanto riguarda gli allenamenti anche delle due ruote, non sono allenamenti mirati al crescere la massa, ma sono allenamenti mirati a migliorare il cardio, a migliorare la respirazione, a Esatto. migliorare la resistenza del corpo, però non devi mettere su massa effettivamente. Uno adesso dei piloti che comunque è abbastanza famoso per quanto riguarda YouTube, è comunque cresciuto sotto la piattaforma e è comunque un pilota abbastanza forte che percorre comunque nel CEB, per intendere, nel CIB europeo, che è Luca Salvadori che ha un piccolo problema, l'ha sempre avuto e l'ha sempre ammesso, che è un pilota che facilmente prende massa, nonostante comunque lui cerchi sempre di evitare, perché comunque la massa poi ti dà più problemi per quanto riguarda Meno il rettilineo. maneggevolezza anche nel muoverti. Esattamente. E poi anche peso che Sì, è importante. esatto. Intanto siamo Soprattutto in un mezzo così piccolo, mentre nelle auto è già meno importante, nelle moto è molto importante, perché comunque sono mezzi le da moto sono molto leggere. un centinaio di chili massimo. Esatto, intanto siamo arrivati già a metà gara, siamo a 5 giri su 10 di questa Silver, Eh che sì, è ovviamente è una Silver 1, ma è una Silver, nel senso che è solo quetta. esatto, c'è solo una batteria silver, poi ci sarà una batteria gold, però da dire che attualmente Poi ci sarà una Rotto chitarra bronzo. Rotto è riuscita a prendere la posizione su Erika, con Giulia che è riuscita a prendere la posizione su TD78, quindi comunque attualmente il podio, che è composto dal 66% da, tra parentesi, quote rosa, quindi comunque stanno facendo un gran lavoro. C'è da dire che qui negli Amici del Kart di Veneto le ragazze che guidano i kart sono veramente forti, c'è da dirlo. Esatto, e non mancano soprattutto, come hai detto tu. Assolutamente, c'è un bel numero comunque di ragazzi presenti all'interno degli Amici del Kart di Veneto. Ovviamente per quanto riguarda proprio qui una questione generale del motorsport, è una questione comunque in generale del motorsport, le ragazze comunque sono sempre meno presenti attualmente. Si sta cambiando piano piano questa cosa, però comunque in generale diciamo che il motorsport è più attualmente uno Più sport maschile. uno sport più maschile, però comunque è molto, Anche per la passione, c'è da anche per la dire questo, passione, sì. soprattutto per la passione, poi Diciamo che in generale attualmente, per la mentalità che c'è in generale nel mondo, è più facile che un ragazzo si appassioni ai motori piuttosto che una ragazza. Però questo comunque cambia anche, ed è giusto comunque che qualsiasi persona di qualsiasi sesso possa comunque entrare a far parte del mondo del motorsport. E esattamente. poi c'è da dire che comunque molti che dicono magari bisognerebbe, tipo la categoria W Series, pensa alla categoria W Series, che è la In categoria realtà comunque, poi è più tra virgolette, fammi trovare il termine giusto perché non vorrei sbagliarmi. prova. È più discriminatorio, quasi, tra virgolette. Se ci vai a pensare, nel mondo attuale sarebbe più discriminatorio quello che non altro. Però in realtà, essendo comunque donne e uomini, in questo caso specifico, di diversa prestanza fisica, proprio fisicamente, una ragazza che farebbe più fatica in Formula 1 perché comunque dovrebbe allenarsi di più, il fisico non è nato per essere Beh, forte, tra allora, virgolette, poi ci sono sempre le eccezioni, io ti dico, secondo me, sotto l'aspetto del motorsport, allora sì, ti devi allenare come, devi allenare tantissimo, però sotto l'aspetto dell'allenamento rispetto ad altri sport, e parlo rispetto ad altri sport, secondo me, sotto l'aspetto dell'automobilismo, in cui non fa solo i muscoli, perché allora a un certo livello fanno anche comunque il lavoro fisico fatto, però è tanta testa alla fine, quindi secondo me sotto l'aspetto dei campionati è giusto tenerli e tenere comunque uomini, almeno per quanto riguarda uomini e donne, per quanto esatto. riguarda i kart e comunque in generale il motorsport, è giusto tenerli uniti, secondo me, anche perché poi adesso si parla della W Series, che è la serie comunque sviluppata per quanto riguarda Per le donne. le ragazze che guidano, che ormai ogni anno domina la Jamie Baldwick, o come Chadwick, non mi ricordo mai come si chiama, quindi chiedo scusa. Diciamo che c'è da dire che comunque una serie del genere
ci voleva anche perché comunque permette alle ragazze di competere comunque con altre ragazze, e poi se si vuole si può affrontare il mondo della Formula 1, Però, delle però sai qual è il problema? non che... è inclusivo. No, quello non è tanto inclusivo, è che alla fine era nata tanto con... gente ha passato scatto. Esatto, era nata con l'idea di portare le ragazze in Formula 1, ma alla fine non si è sviluppata minimamente come idea. Cioè ha molto più senso quello che fanno, se ci pensi, in GT3, il team Iron Lynx, non so se lo conosci. E adesso è il team che è passato praticamente come prioritario della Ferrari, mentre prima c'era F Corse, adesso ci sta Iron Lynx, che ha il team Iron Dames, che all'interno ha tutte ragazze e vanno fortissimo. Cioè, e alla fine quello secondo me è meglio, perché sì, è una categoria GT, ma comunque fai un sacco di pubblicità al team, perché comunque hai tutto un team di ragazze, e poi comunque si sfidano con i piloti di un grandissimo livello, perché il GT World Challenge Europe attualmente, per quanto riguarda il panorama GT, è uno dei comunque dei campionati più sviluppati, quindi alla fine crei comunque tanta competitività, mentre qua c'è il passaggio di Erika che va a prendere la prima posizione. Noi ci siamo un po' persi nei nostri discorsi, ma la grandissima battaglia per la prima posizione si va ad infiammare proprio mentre stavamo parlando di comunque delle ragazze, appunto. Delle ragazze, esatto. Ed Erika va a prendersi. Erika ci va a prendere immediatamente la prima posizione. Vediamo se riesce a mantenerla fino alla fine. Beh sì, però diciamo che il discorso è venuto a fagiolo quasi, con Erika che sta provando a mantenere la posizione nelle ultime curve per arrivare alla fine di questa batteria silver. Vediamo, vicinissimo, occhio, vicinissimo, potrebbe infilarsi. Dipende tutto dall'ultima curva. Vediamo. E rimane dietro, rotto. È rimasto dietro. Attaccatissimo, ma rimane dietro. E quindi poi arriva in terza posizione Giulia, che chiude il podio con Toffa, che in questo momento sta arrivando. E guarda quanti cambi di posizione in quest'ultimo giro che non abbiamo visto, per comunque giustamente concentrarsi sulla lotta per la leadership, ma è giusto così. Però grandi lotte. Cioè, mentre questa una gara filosofica, tra parentesi. Però... Era una gara così, pur parler, quindi fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. Comunque, per me è anche giusto fare una categoria a parte sotto alcuni aspetti. Magari non è troppo inclusivo, però va bene così. Per ora va bene così. Ancora siamo agli inizi, quindi va bene. Tanto ecco il podio e la classifica finale. Esattamente. E quindi classifica finale con Erika che rimane in prima posizione, con Rotto che ha eseguito però il giro veloce, che è più lento rispetto alla Bronzo 1, perché Bronzo 1 hanno girato i primi 3 in 11, mentre qua dietro in questa gara hanno girato un po' più lentini i piloti per quanto riguarda effettivamente le tempistiche. Però Erika prima, secondo Rotto, terza Giulia. Poi a seguire abbiamo Pablo 95, Jack, Panawan, TD78, Rocky Donuts, Aich, Toffa, Steve, Cente, Scatto, Bulldog e Miro, che hanno girato comunque tutti sull'1.13 tranne Miro sull'1.14. Adesso Silver, e adesso ci aspetta lo spettacolo principale, la Gold. Speriamo ci faccia divertire anche come le Silver e come le Bronzo. Esatto, quindi un attimo di pausa e ci vediamo tra pochissimo. A tra poco. Quindi siamo pronti per quanto riguarda la categoria Gold, la batteria Gold, con Pietro in prima posizione, secondo alle 17, terzo Gigio 93 e quarto Albi, quinta per Piolo e sesta per Pips 93, settima Piccolomone e ottavo Fonti, nona per Giro 94 HC, decima per Ninja, undicesima per Rice e dodicesima per Esbuda, tredicesima per Matti Pry e quattordicesima per Roby Lol, quindicesima per Meonida 93 e sedicesima per Astrofab, diciassettesima Dennis Criminal e diciottesima Elia, diciannovesimo Agio e ventesima Jacopo, mentre la gara è partita nel mentre, quindi bellissimo, ventunesimo Luca e
22esimo Cenez, siamo anche sull'onboard di Matti Pry in questo momento con l'attacco all'interno di Daniele Gianfagno, cosa stiamo già vedendo. Un 3 wide, non ho capito se hanno fatto, se si sono incollati o meno. Eh sì, mi sa che si sono incollati lì leggermente fuori anche. Sull'erba, mamma mia, cosa stiamo vedendo. Onboard dei Robilol nel mentre adesso. Cosa stiamo vedendo Daniele Gianfagna? È già iniziata la gara da pochissimo, ma stiamo vedendo delle manovre incredibili. Peccato per il sole che sicuramente darà fastidio. Mamma mia, che contatto che c'è stato! Ho sentito una schiena fare aia. Sì, ho proprio visto la schiena di Robilol praticamente piegarsi a metà. La telecamera ha fatto il giro a 360 gradi. No, non è una Insta. Non è una Insta, non è una GoPro 360, mentre passiamo con l'onboard anche di Jaco. E mamma mia, Jaco che si trova nelle retrovie della classifica, ma sta spingendo osservando la lotta lì davanti, guarda lì, che lotta che c'è. Ho provato l'attacco, un leggero contatto qua che poteva dare una mano, qualche attraverso come dice Daniele Gianfagna, mentre davanti Pietro tenta la fuga, ma dietro, mamma mia cosa stiamo vedendo. Guarda lì che esce dalla scia, si fa vedere il pilota del gruppo dei 3. Pazzesco. Dei penultimi, scusatemi. Non sono riuscito ancora a individuare purtroppo. Comunque dei piloti che stanno lottando. Mamma mia, 4 wide quasi, attenzione, questo è il gruppo di metà classifica, presumo siano da Pips indietro come classifica, si alza la nebbia, si alza la sabbia, Robilol adesso, sì, siamo proprio a metà classifica. Sono diventati in 8 come si sono mossi. È proprio il gruppo di metà classifica, mentre comunque stanno facendo una lotta strepitosa, con capovolgimenti di fronte ogni 2 secondi, veramente incredibile quello che stiamo vedendo. Attenzione ancora a un 2 wide, mentre gli ha dato praticamente una manata, penso. Che trenino assurdo. Trenino incredibile, con i primi che sono scappati, ma la lotta divertente, la lotta interessante è proprio qua, con questo trenino di piloti, con i piloti che hanno il contatto leggero qua, e si lamenta Matti Pry in questo momento nei confronti dell'avversario. Ma si mette in carena immediatamente, mentre intanto spinge il pilota dietro, bravo, che comunque va a dare una mano, tra virgolette, a recuperare i piloti davanti, perché solo così in queste categorie si può... che brutto contatto con Robilol. Non aveva dove andare. Esatto, dove andare, purtroppo. Esattamente, ha rallentato tanto il pilota davanti qua, perché era impossibile evitarlo, proprio perché ha rallentato destra tanto. Non poteva più andare, quindi... Mentre Robilol, occhio al cordo, Robilol che ha recuperato sicuramente qualche posizione dopo questo leggero contatto. Un po' sporca attualmente. Tanti cordoli sta prendendo, ma penso anche che lo stiano toccando un po' dietro. Può darsi, forse anche per difesa. Sì, mentre anche Jaco che è attualmente 18esimo, ma... che ci fa vedere la lotta a 2 posizioni avanti. Che frenata, occhio al possibile incrocio di traiettoria. Mamma mia, che lotta bellissima. Altri 2 piloti là davanti, mamma mia, cosa stiamo vedendo? Che gara da pazzi. Leggero fuori sull'erba e può approfittarne immediatamente, Jaco lo fa. Il giardiniere è stato licenziato attualmente perché non ce n'era bisogno. Non so dove sia finito l'altro pilota. No, infatti ho paura che fosse finito sul cordolo, però non sembra. Ho paura anch'io di quello. Purtroppo lì si fa un bel volo. Sì, però diciamo che non avendolo visto volare su Jaco sembra più o meno tutto tranquillo. Perché lì avesse preso bene il cordolo sarebbe volato proprio su Jaco e non era bello, devo essere sincero. And I believe I can fly, spostati proprio. Esattamente, Space Jam nel mentre. Space Jam mentre stiamo guardando una gara di kart. Mentre Pietro rimane davanti a Gigio93, sono i 2 piloti che sono riusciti a scappare nei confronti degli avversari, mentre Albi è sotto attacco da parte di Piccolo Monele 17, e poi abbiamo anche il gruppone di piloti che adesso si è relativamente rilassato, perché fino a 2 giri fa, ma anche meno 2 giri, il giro scorso stavano facendo delle robe incredibili, però c'è da dire che comunque sono tutti molto vicini. Sì, sono vicinissimi comunque. Vorrei rivedere gli onboard di quei piloti. Assolutamente. Guarda lì.
Guarda Mamma le mia. fonti, come cerca di farsi vedere. Staccata all'interno, si è fatto vedere per un momento alle 17, mamma mia. Mamma mia. Mamma mia, che tentativo, mentre qua ancora cambi di posizioni per questa classifica che ormai è diventata veramente incredibile sotto l'aspetto di cambi di posizionamento. Più imprevedibile del mercato delle criptovalute, potremmo dire, quasi. E fu così che niente, che Fine, fine. fine. Daniele non è abbastanza esperto per il mercato delle criptovalute. Compra i miei corsi online. Ah no, Bravo, questa è una battuta interessante a compra i miei tutti, corsi per guadagnare. a Così tutti farai così. guadagnare me e ti insegnerò come vendere corsi per far guadagnare dove non vendi corsi. Mi sembra giusto. E fu Fai così che il corso per vendere corsi. faccio un corso per vendere corsi in cui non vendo corsi ma vendo solide realtà. Wow, mamma mia, Anzi, immobiliare anche. siccome siamo nel motorsport non vendo corsi ma corse. Wow, mi sembra giusto. Wow, wow, adesso basta però. Sì, sì, proseguiamo con Intanto, la gara perché comunque stanno facendo vedere delle robe disumane quasi. Con i piloti che stanno continuando a scambiarsi di posizione, lotte praticamente in tutta la griglia, con Pietro e Gigio93 che sono i primi due in classifica, che sono molto vicini. Attenzione qua ad Albi Piccolomone alle 17, il contatto tra i due, ma dovrebbero essere ancora gli ha fianco a lasciato lo fianco ed è spazio così. però. Gli ha lasciato Molto lo spazio corretto. nella curva successiva e non ha necessitato il cordolo, quindi Sì. Molto molto vicini bene. ma molto corretti. Mentre qua adesso si sta vedendo Meoni da 93 che è l'ultimo della classifica, che rimane comunque molto vicino e può sicuramente recuperare qualcosina. Mamma mia, cosa stiamo vedendo? Cosa stiamo vedendo? Con Pietro ancora sotto pressione da parte di Gigio 93 per la leadership della gara, che ormai sembra sempre di più in difficoltà. Sì, ha preso un po' anche, oltretutto un Sì, pilota sì. ha preso l'erba, non so, non ho Un po' visto chi di è stato. ghiaia, un po' di ghiaia. Dovrebbero essere i piloti verso la quinta, sesta posizione. Dovrebbe essere quindi Sì, sì, verso Ale, Piccolo dovrebbero Mone. essere loro, che intanto Esattamente. sono appena passati sul traguardo, e sono ancora in lotta. Mamma mia, mamma mia. I Si primi torna. due sono proprio andati, oltretutto Gigio ha recuperato su Pietro. C'è un bel ritmo. Albi riesce a distanziare nel mentre invece sembra in difficoltà Piccolo Mone con Ale 17 che subisce l'attacco di Giro 94 HC e anche da parte di Pips 93 Fonti. Mamma mia, cosa stiamo vedendo? Ma che lotta! Sono 6 giri puri che dalla quinta alla 13ª, 14ª posizione ci sono lotte. Fai anche più Anche più indietro. indietro. Anche più indietro. Assurdo. No, Veramente veramente. fantastica sta gold, questa gold. Sì, sì, veramente incredibile. Non è tanto. Cioè, anche se devo dire che sulla lotta del podio ci stanno facendo divertire, perché Gigio93 rimane attaccatissimo a Pietro e sta aspettando il momento giusto per passare. Però comunque sono le lotte là dietro che attualmente ci stanno facendo emozionare. Là davanti è più una lotta di studio, mentre dietro è veramente bolgia pura, con Giro 94, Pips e Fonti che hanno passato alle 17. Abbiamo visto Giro 94 che l'aveva passato e Pips che stava provando a passarlo. Alla fine è riuscito a passare anche Fonti, con Jaco che invece passa Agio ed Elia, e Astrofa e Berais che passano Luca. Quindi mamma mia, veramente una situazione incredibile fino ad adesso a livello di classifica, con i piloti vicinissimi ogni giro, ogni momento della corsa, e in questo momento si divertono anche i piloti. È vero, mancano solo 3 giri, anzi 2 alla conclusione di questo. E guarda il sorpasso. Mamma mia, cosa stiamo vedendo? Cosa abbiamo visto? Che Non ho mai manovra! visto questo, Carlo. Esattamente, Genè. Mamma mia, cosa stiamo vedendo? Bellissima Tommaso manovra. detto Carlo. Esatto, E passa Gigio. Vediamo se riuscirà a passare Pietro nell'arco di un giro. Daniele detto Mark, si torna su Jaco. Io penso che comunque Pietro abbia provato l'attacco lì al tornante. Vedremo se effettivamente sarà davanti alla fine del giro, con Jaco attualmente che si trova appena fuori dalla top 10.
sta spingendo molto forte e vuole provare a passare Agio, che l'ha passato il giro precedente, con anche Cenez 16 e Ninja là davanti. Il possibile attacco qui al tornante, ma molto vicini i piloti, si studiano. Occhio a possibili contatti ancora, con leggero contatto con Agio. Vediamo se tenterà la staccata. Qua no, rimane dietro, rimane dietro. Studia l'avversario. È vicino anche Pietro, comunque sta studiando. Sì, vicinissimo, e c'è da dire che stanno facendo veramente una gara strepitosa. Inizia tra Intanto poco... ancora cambi di posizione, poi oltretutto nel retrovia. Esatto, mentre inizia l'ultimo giro con Gigio93 che ha preso un leggero vantaggio su Pietro. Questo potrebbe permettergli di vincere la gara. Vediamo se effettivamente ci riuscirà. Mentre qua attualmente, per quanto riguarda la metà della classifica, stiamo vedendo tanti piloti. C'è meno pubblico, ma direi uno per l'ora, due perché comunque di norma le prime gare hanno più pubblico, perché nel pubblico sono presenti anche piloti che gareggeranno dopo, quindi veramente una questione semplicemente di numeriche, però comunque stanno facendo vedere una corsa bellissima e tutti i piloti che se ne sono andati via si stanno perdendo uno spettacolo incredibile. Vero, è vero. Oltretutto con questa luce, questo sole, poi immagino, anzi spero che facciano anche qualche festicciola lì in pista, così per festeggiare. O siccome sono veneti, poi vabbè, quello lascio a loro. Esattamente, ma ci sta un po' di vinello. Niente veneti, vi voglio bene, lo sapete. Un po' di vinello post gara ci sta sempre, ma prima della gara giustamente non si beve, mentre adesso va a chiudere. Giusto per citare. Gigio93. Mamma mia, fantastica. Siamo arrivati anche noi al traguardo. Una citazione aulica, e potremmo dire veramente che siamo arrivati al traguardo con Gigio93 che vince su Pietro, Albi che va a prendere la posizione su Piccolomone, e poi adesso arriva Matti Pry in 10ª posizione. Con 11° Robilol, comunque top 10 interessantissima, mentre qua arrivano in volata con Jaco, Cenez e Agio. Jaco che li ha fregati entrambi nell'ultimo giro, stessa cosa per Rise su Astrofab. Vediamo adesso quindi il podio, con il podio che adesso arriverà tra pochissimo, con Gigio93, Pietro e Albi, primo, secondo e terzo. Il giro veloce lo scopriamo immediatamente con 1.11.427 di Gigio93, gran giro, seguito da Pietro che ha fatto anche lui un 1.11.599, molto vicino. Da dietro i piloti che hanno girato in 1.12, addirittura Piccolomone che è arrivato quarto, ha girato il giro veloce in 1.14.414, quindi comunque interessante come situazione per quanto riguarda Piccolomone, che comunque ha fatto una bella gara sotto l'aspetto della costanza. Mentre lì dietro piloti che hanno fatto tempi su l'1.12. Comunque posizioni fino alla top 10 abbiamo Gigio, Pietro, Albi, Piccolomone, Giro94, Pips, Ale 17, Fonti, Dennis Timer, Matti Pry. Poi Robilol, Piolo, Ninja, Jaco e Agio che chiude la top 15. E poi fuori dalla top 15 abbiamo Cenez, Elia, Esbuda, Rise, Astrofab, Meoni da 93 e Luca che chiude la classifica. Daniele, a questo punto noi possiamo chiudere qua per quanto riguarda questa fantastica gara. Vedremo poi tra pochissimo anche il podio, ma io direi a questo punto che dire, di salutare tutto il pubblico. Esatto, salutiamo il pubblico. Quindi ciao pubblico. E quindi a questo punto possiamo fare un saluto da Tommaso Maffei e un saluto dal mio collega che ormai mi accompagna, ormai non annoia mai, tranne quando fa ogni tanto delle brutte battute, che è Daniele Gianfagna. Le ultime sono state bene. No, le ultime hanno meritato. Comunque, quindi Daniele Gianfagna, direi che possiamo chiudere qua. E soprattutto saluto i veneti che ci stanno seguendo, perché esattamente, tanto bene. A questo punto auguriamo a tutti un buon agosto, perché ci sarà la pausa d'agosto, teoricamente, forse c'è una gara a fine agosto, adesso non ricordo, però comunque un po' di pausa, godetevi Ferragosto, e a questo punto una buona serata a tutti. Ciao!